L'assessore all'urbanistica del Comune di Nuoro, Giuliano Sanna, interviene con una nota sulla recente notifica da alcuni proprietari di Testimonzos di un'ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva da parte degli uffici urbanistici del Comune, che ha ingenerato qualche legittima preoccupazione. L'assessore Sanna ricorda che l'ordinanza rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo avviato nell'aprile del 2005 a seguito dell'accertamento da parte degli organi di polizia giudiziaria avvenuti nel periodo compreso tra gli anni 90 e i primi anni 2000, sul presunto reato di lottizzazione abusiva. Il procedimento, continua la nota, sarebbe dovuto concludere nel 2006, ma ha subito un notevole ritardo, circa 10 anni, per via del sequestro dei fascicoli da parte della Procura della Repubblica di Nuoro fino al 2015. C'è stata quindi la prosecuzione del procedimento al fine di evitare un'omissione di atti d'ufficio fino all'epilogo dello scorso luglio. Nel frattempo però il Comune di Nuoro ha approvato il nuovo PUC, all'interno del quale è stata inserita la possibile soluzione attraverso la creazione di un consorzio tra i lottisti. L'adesione al consorzio, scrive l'assessore Sanna, comporta, come in un grande piano di lottizzazione, l'attribuzione di crediti urbanistici in misura direttamente proporzionale alla superficie a portata dei soci. Il PUC prevede che al consorzio possano aderire anche i lottisti che nel corso degli anni siano stati destinatari di ordinanze di confisca. Questo significa che lo strumento per la soluzione del problema è presente e basta percorrerlo se si vuole davvero perseguire il rientro in possesso dei diritti edificatori sottratti ope legis. Pertanto, conclude l'assessore Sanna, l'invito che mi sento di rivolgere non solo ai cittadini destinatari della recente ordinanza, ma a tutti i proprietari dei terreni compresi nell'area in questione, è quello di aderire al consorzio urbanistico Sa Concordia, al fine di partecipare attivamente alla costruzione del cammino che deve perseguire il rientro nella legalità, secondo le indicazioni normative esistenti.